Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, siamo pronti ad iniziare una nuovissima puntata. Vedo, tutto funziona perfettamente Stranamente, perché c'è sempre qualcosina da sistemare poi durante la trasmissione, però sembra che tutto funzioni in maniera adeguata quest'oggi. Non siamo più quelli di una volta. È vero. Benvenuti, questo appunto è Made in Polesine. Io sono Davide Stefanelli. Leandro Maggi, buongiorno. Benvenuti. Naturalmente salutiamo come sempre i nostri media che ci trasmettono, appunto Radio Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV naturalmente. Ecco, detto questo, vogliamo i titoli, dai. Allora, in primis questa nostra diciamo piccola piccola battaglia. Sì, ecco, piccola battaglia, insomma, senza nulla togliere a nessuno. Allora, MEA e frazioni. Poi Delta, terra di artisti, santi e navigatori. Eccola qua. Rosolina, aziende 2.0. Poi Buontemponi sulle ali della nostalgia. E ultimo, ma non ultimo, una panchina rossa importante. E questo non si capirà di che cosa stiamo parlando. Ok, bene. Siamo pronti per iniziare Made in Polesine, tra poco il via. Siamo pronti quindi ad iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine e adesso subito il nostro primo titolo, parliamo di MEA e frazioni. Perché ne parliamo? Perché sabato scorso abbiamo fatto un primo articolo con Made in Polesine, tra l'altro poi amplificato anche da Prima Free eccetera, perché hanno chiuso il ponte Gramignara che crea dei problemi per chi abita appunto alla MEA. Nell'immaginario MEA è la parte un po' più dimenticata di Portoviro. Invece nella realtà ancora di più, perché poi delle persone, degli abitanti di MEA, dopo aver visto il nostro servizio, tra l'altro organizzato da Davide qua presente con degli amici appunto che abitano in località MEA subito dopo il ponte Gramignara, ci hanno detto guarda che il ponte Gramignara è uno dei problemi, averlo chiuso crea veramente disagio a noi abitanti. Noi siamo più o meno una trentina di famiglie, forse anche più, che vivono tra l'altro in un territorio vastissimo, quindi capiamo anche le esigenze e i problemi che hanno le amministrazioni a gestire queste località un po' fuori dal centro storico. È molto più facile mettere a posto il centro storico, è anche forse più gratificante e anche più visibile che mettere a posto anche le frazioni. Però effettivamente Ponte Gramignara chiuso, c'è una unica strada quindi per arrivare alla MEA che abbiamo visto è in situazioni abbastanza pericolose, ci sono degli avvallamenti che possono creare problemi, non c'è la segnaletica, non c'è, tra l'altro ci sottolineavano che non c'è neanche campo per avere internet, la ricezione eccetera. Per il cellulare insomma, ecco. E quindi gli abitanti che appunto ci avevano chiamato, che tu hai prontamente e in maniera ineccepibile intervistato, ci hanno detto guardate, noi siamo dimenticati dagli uomini da Dio, e questo qua lo sottolineiamo. Però purtroppo, e qui partiamo dalla frazione MEA per parlare un po' in generale delle frazioni, gli stessi problemi che ci sono a MEA o frazioni più o meno simili c'è a Taglio di Pocono, Camarina, a Rosolina probabilmente con Piano oppure Santa Maria in Punta. È il problema che non ci sono più soldi. Allora, questo problema qua che comincia a diventare anche un leitmotiv e ogni volta si ripete, non ci sono più soldi, però ricordiamo che gli amici che abitano nelle frazioni eccetera hanno gli stessi diritti e quindi l'amministrazione ha gli stessi doveri per farli star bene. Esatto, sì. Questo è il nostro appello. Anche se sono un po' fuori mano, come solidarietà agli amici di MEA, solidarietà a tutte le frazioni un po' dimenticate dagli uomini da Dio, e sottolineiamo il fatto che gli amministratori devono anche essere bravi a seguire i loro. Esatto, quindi un appello sicuramente perfetto. Da questo comitato che abbiamo intervistato e anche da parte nostra, insomma, perché non vedo perché anche noi non ci possiamo aggregare a questa situazione abbastanza precaria, diciamolo. Perfetto. Bene, allora il primo step è andato, noi ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine.
Siamo pronti a ripartire con la puntata di oggi di Made in Polesine, altro titolo molto importante, molto interessante. Parliamo restiamo nel nostro delta, quindi delta, terra di artisti, santi e navigatori addirittura. Perché ne parliamo? Dai. Perché sabato scorso è un avvenimento che si ripete ormai da un bel po' di anni a Taglio di Po. Si premiano le persone che sono state eccellenti, che hanno fatto veramente la differenza nei vari comuni del Delta, quindi Ariano, Taglio di Po, Portoviro, Portotolle, Rosolina, Adria e Loreo hanno indicato dei personaggi che effettivamente si sono distinti, chi nel settore agricolo, chi nel settore industriale, chi nelle arti. È stata una cosa abbastanza interessante. Da lì viene fuori che il nostro territorio, tanto vituperato, tanto ogni volta bistrattato, ha delle potenzialità enormi. Loreo ha premiato un signore che si è distinto nell'associazionismo, Adria un artista che effettivamente fa delle cose interessanti e che girano in tutto il mondo. Portoviro ha giustamente, visto la sua vocazione industriale, ha premiato CIS, la compagnia italiana Sali, quindi anche lì una realtà importante. Taglio di Po, oltre un'azienda che fa del caffè ottimo, che ha vinto dei premi a livello nazionale e internazionale, ha premiato anche un'azienda agricola importante che sta facendo, oltre le culture classiche, e anche delle culture particolari con il riso e anche la birra. Che dire, quindi vediamo un Polesine in fermento. Noi che ogni volta, forse sbagliando, diciamo che un pochino ci piangiamo addosso. Io sono uno di quelli che poi dice che dobbiamo tirarcela un po' di più, però effettivamente quelli che se la tirano riescono a fare dei numeri importanti a livello nazionale e mondiale. È giusto bravi, così, bravi. Così però, diciamolo veramente. Quindi questo per sottolineare il fatto che il nostro delta è importante, ringraziando l'amministrazione di Taglio di Po che lo fa da un po' di anni, e qua naturalmente c'è una nota personale, è uno dei premi che ho inventato io. Ma guarda caso, proprio Vabbè. Per questo ne abbiamo parlato. Perché mi fa piacere dirlo, visto che secondo me è una cosa importante. Anzi, quando sono da fare dei complimenti ai personaggi, insomma, che meritano rispetto sotto questo aspetto, insomma, noi siamo i primi ad elogiarli, ecco. Bravi. Bene. Ci fermiamo, brevissima pausa, torniamo tra poco. Ritornati in diretta quindi come sempre su Div FM e su Radio Colbero Vigo, ma anche su Made in Polesine Web TV, e adesso parliamo di Rosolina, quindi giochiamo sempre in casa, siamo sempre qua nelle vicinanze. Rosolina Aziende 2.0. Allora, parlando prima del primo step, nello step precedente, che c'è stata questa premiazione a Taglio di Po delle eccellenze, Rosolina ha proposto come eccellenza un'azienda che vende gabbie per polli. Ma cos'è la differenza che fa questa azienda? Innanzitutto che fa dei numeri importanti, 5 dipendenti, ma poi soprattutto fa dei fatturati che sono decisamente importanti, perché non ti aspetti da un settore che secondo me era debolissimo e poverissimo, che uno possa fare quei numeri che ha fatto. E perché questo ne parliamo? Perché l'azienda vende quasi esclusivamente in internet, con il web. Solamente col web. Solo col web. E questo fa veramente la differenza e ci fa capire come il mondo sta effettivamente cambiando. Sì. Bravi a questa azienda, brava anche l'amministrazione di Rosolina che ha premiato non i soliti industriali, ma questa azienda che effettivamente fa la differenza e si sta proponendo a livello mondiale così importante, e quindi forse fra un po' di anni celebreremo sempre di più aziende che sono riuscite anche da un piccolo magazzino alla Mea, per esempio, a sfidare il mondo. Sì. Ecco perché, tra l'altro, sottolineando il primo step, parlavamo di Mea. Se diamo gli strumenti a tutti uguali, nel senso che strade da una parte e anche internet, la possibilità di collegarsi, le barriere geografiche ormai non esistono più. Può esserci un'azienda che appunto è alla Mea, oppure a Occa Marina, oppure
in un altro sperduto paesino del meridione, e che da un'idea può veramente conquistare il mondo. Quindi chapeau, Bravi. bravi, e ne parleremo fra un po' di anni. Noi fra un po' di anni siamo ancora qua. Penso di sì, Sì, insomma. perché doveva finire. Allora, Se buon Dio lo vorrà. lo diciamo, il nostro esperimento radiofonico doveva finire dopo, facciamo un paio di puntate e vediamo come va. Sì, invece Siamo guarda, arrivati a 270 puntate più o meno. quindi vuol dire che la cosa insomma Vabbè. funziona un po'. A, che ci piace, B, che ci seguite, e D, E C, non io D, perché D? Non so, sei passato la D, ti manca qualche vitamina, no? C, D. Vabbè. E C, perché il nostro territorio merita non solo il nostro programma. Ci sentiamo tra poco. Siamo pronti? Siamo pronti a ripartire? Certo, ci siamo un po' rifocillati, caffettino l'abbiamo già bevuto. Lui e è un po' raffreddato. Io sono un po' raffreddato, quindi tra uno step e l'altro, insomma, devo ricorrere al fazzolettino. Bene, dai, allora, Buontemponi sulle ali della nostalgia. Ne parliamo Cosa vuol perché dire? dal 1965 c'è un gruppo folcloristico che ha girato tutta Italia sicuramente, ma è andato anche all'estero, eccetera, che sono i Buontemponi. E salutiamo Roberto Marangoni, che è il nostro, tra l'altro, anche Collaboratore radiofonico, ogni venerdì tra le 13 e le 14 la sua rubrica, insomma, ecco. Quindi, Ecco, loro hanno riesumato fole, canti di una volta, cantano canzoni che si cantavano nelle aie negli anni 40-50, Sì. e sono bravi, nel senso che prima perché resistono dal 65, quindi sono 54 anni, sì. cambiando personaggi eccetera, però resistono, le signore simpaticissime vestite come una volta, gli uomini altrettanto, strumenti particolari improponibili. A un certo punto fanno una canzone che tirano fuori, sai, tipo l'ispettore Gadget, Sì. c'era una specie di molla che mi ha fatto morire, e con le pentole eccetera, quindi bravi, mi piaceva ricordarlo e sottolinearlo, perché sono persone che anche studiano il nostro folklore e la nostra storia, protagonisti anche di un paio di lungometraggi importanti, quindi bravi ancora di più. E naturalmente un saluto particolare tra gli altri al nostro amico Roberto Marangoni. Bene, chapeau, veramente. Ci sentiamo tra poco. E siamo giunti al termine, ultimo argomento che andiamo a trattare quest'oggi all'interno di Medipolesine, una panchina rossa importante. Ma cosa vorrà dire questo? Cioè, è un titolo talmente ristretto, così detto. Allora, io ho seguito quella di Taglio di Po, essendo io tagliolese, però in 10 comuni in Veneto hanno pitturato una panchina dei giardini pubblici di rosso. Perché? Per celebrare, per ricordare che le donne che hanno sofferto per essere state violentate, essere state molestate, e quindi per ricordare, primo, che non si deve fare, e seconda cosa, cosa importante, hanno coinvolto le scuole, che sono state appunto le scuole che hanno le classi terze, in particolare a Taglio di Pompes, in altri paesi anche altre classi, che hanno pitturato questa panchina, però hanno sensibilizzato il fatto che non ci deve essere discriminazione di genere da una parte, non ci deve essere prevalenza da parte dell'uomo perché è più forte verso le donne, e quindi criticare chi della violenza delle donne fa una sua teoria e una sua maniera di vita. Bravo. Ricordiamo che purtroppo proprio in questa settimana scorsa, scusate, c'è stato uno strangolamento di una ragazza giovanissima, 23 anni, ad Adria, quindi non è che sia un argomento che non ci tocca, e tra l'altro, al di là di polemiche, erano abitanti del nostro territorio, quindi non possiamo neanche dire che ci siano tradizioni culturali che permettono che le donne vengano molestate, picchiate, eccetera. Quindi è nell'immaginario maschile che quando non riesci a risolvere il problema con l'intelligenza ti dai un pugno alla tua compagna. Esatto. Quindi questo è da sottolineare, l'importanza di questa panchina, che se qualcuno dice ma cosa conta, cosa non conta, cosa conta? Conta che se magari riusciamo a convincere un ragazzino giovane che essere educati e non usare violenza alla tua compagna, alla tua amica, alla tua donna, non è una cosa importante, è una cosa necessaria per continuare a considerarci un paese civile e importante. Brava, anzi io volevo sottolineare anche la bravura del plesso scolastico tagliolese, preside eccetera, ma soprattutto
la mia amica Roberta Bonvicini, che è sempre presente quando ci sono da fare queste cose, professoressa di disegno al plesso scolastico di Taglio di Po. Brava Roberta. Bene. Allora, abbiamo di fatto concluso la nostra puntata di oggi di Medi Polesine. Mancano solamente i saluti, che però arriveranno tra pochissimo. Siamo veramente in conclusione di appuntamento di oggi, quindi la puntata di Medi Polesine finisce qua. Noi comunque ci sentiamo come sempre la prossima settimana su Udiva FM, su Radio Calbero Vigo e su Medi Polesine Web TV. Quindi da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Mi raccomando, seguiteci sempre tantissimi, già lo fate e questo ci fa piacere e vi vogliamo bene. Bene. Il nostro countdown lo facciamo? Certo. 3, 2, 1. Chapeau, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.